Mister Brusa, complimenti per questa vittoria, un'altra fantastica vittoria della sua squadra dopo la promozione in Serie C. Questa stagione rimarrà nella storia di questa società. Ci dica le sue sensazioni dopo questa vittoria. Allora, le mie sensazioni è che abbiamo fatto una cosa magica. I ragazzi si sono applicati al meglio giocando contro una squadra forte, una squadra che ci poteva mettere in grave difficoltà. Abbiamo giocato un grande primo tempo, nel secondo tempo chiaramente loro sono saliti di più, noi abbiamo avuto 3 occasioni per poter chiudere la partita, loro hanno preso il palo, noi siamo stati fortunati in quell'azione lì, però penso che nell'ambito dei 90 minuti qualcosa di più abbiamo meritato noi e un po' di fortuna che non guasta, però devo dire un grazie a queste ragazze che hanno fatto 7 partite nel giro di 16 giorni e quindi cosa posso dire di più? E devo ringraziare tanto il mio staff perché con un grande staff si può fare una grande squadra. E devo dire un grazie particolare anche a loro perché senza di loro non potevamo arrivare qui. Mister, quello che è emerso durante la partita è stata una grande compattezza, sia in fase difensiva, sia proprio in mezzo al campo, grande compattezza della sua squadra. Questo ovviamente merito delle giocatrici, ma ovviamente grande merito suo. Sì, allora abbiamo preparato questa partita, l'abbiamo studiata, io ho rivisto il Como più volte e ho visto che il loro punto di forza era il centrocampo, ma soprattutto siamo riusciti a aggredirle alte e far inviare la palla al portiere e quindi non far ripartire il numero 7 in mezzo al campo, questa grande giocatrice che è Sardu, e limitarla. Noi dovevamo cercare di limitare le loro giocate, siamo stati bravi e da lì poi penso che Jenny ha fatto un gol straordinario che l'ha inventato, però anche dopo potevamo anche chiudere la partita, però dopo diciamo che con la somma di tutto quello che noi abbiamo visto oggi questa vittoria ce la meritiamo. Mister, l'ha citata lei, l'autore del gol, Jennifer Serna. Oltre al gol però una grandissima prestazione di sacrificio, ha corso veramente per tutta la partita finché è stata in campo, non si è risparmiata un attimo, veramente un plauso a questa ragazza. Sì, un plauso perché si è applicata tanto anche nella fase difensiva pur essendo una punta, anche perché il loro terzino destro spingeva tanto e l'ha limitata tanto e da lì siamo riusciti poi a limitare loro, perché la cosa importante era cercare di limitarli senza farsi saltare, perché oggi il pensiero era limitare, non farsi saltare, non portare loro in superiorità numerica al di là della metà campo, perché poi queste sono veramente brave. Grazie mille mister e complimenti. Grazie a voi. We are with Mr. Bell. Mr. Bell, only one goal divided you from Palazzolo on this match. You played a very hard and courageous match, but what's the difference between you and Pro Palazzolo? Because this year you don't win with them, and that's another time that they won on you. What's the difference between you and them? Well, we did beat them actually. We beat them in the first game at home in the league, and then we drew in the league game at Pro. So this is our first defeat by them actually. So, but you know, the first half they played great. We wasn't at our best, but I thought the second half we gave it a good go, and you know, we had some decent chances but couldn't score. Ho chiesto al mister, avete giocato con grande cuore, oggi però avete perso contro la Pro Palazzolo, loro hanno vinto anche il campionato quest'anno, cosa vi divide da loro?
il mister ha risposto che la prima volta che perdono contro di loro la partita è andata per questa direzione, anche se in campo non si è vista tutta questa differenza, ma comunque sono orgogliosi della prestazione effettuata. Mister, what this season leave on you? The season with these fantastic players in this fantastic society. Could you repeat that again? What this season leaves on you? Well, I had to come in after we played about, I think, 10 games, and we was 10 points behind. So the girls, you know, in fairness, the girls have worked really hard. We only really lost out on getting into a playoff on the last game of the season. It would have been nice to have won this game so we could have took further, but I'm really proud of the girls. They've worked really hard, and you know, I think we did the best we could under the circumstances after a quite poor start to the season. Ho chiesto al mister cosa ha lasciato in lei questa stagione. Mister Bell ha risposto che comunque è una stagione che lo rende orgoglioso. Sono dispiaciuti ovviamente per l'esito sia della Coppa che del campionato, ma comunque è stata una stagione fantastica passata con le sue giocatrici in questa fantastica società. Thank you so much, mister. Grazie, Thank you. grazie.